Bene, eccoci arrivati in piazza per l'inaugurazione di questa manifestazione Terra dei Dogi in Festa. Lascio la parola al signor Sindaco per l'introduzione che spetta a lui. A me spetta inaugurare la festa, evidentemente. Questa è la quinta edizione ormai della Terra dei Dogi in Festa, un evento importante che qualifica la nostra città e che ha coinciso questa volta con l'inaugurazione del ponte sul fiume Lemene. Ma tra pochi giorni avremo anche la possibilità di vivere un altro straordinario evento, che è l'inaugurazione del nuovo Teatro Russolo, il 14 di maggio. Sono due eventi straordinari che io penso che la città attendeva da molto tempo e che rende sempre più bella la nostra città. Ricordo anche che la Terra dei Dogi si inserisce anche all'interno del progetto Turismo Agroalimentare, binomio vincente. È un'iniziativa questa che ormai inseguiamo e cerchiamo di realizzare con la Regione Veneto e con l'assessorato all'agricoltura della Regione Veneto, che fa coincidere iniziative attraverso il comune di Portogruaro, il comune di Framaggiore e la mostra dei vini di Framaggiore, oltre che a Venice Wine Forum e comunque tutte quelle associazioni che sono collegate al vino. Il comune di Portogruaro su questo progetto è capofila e quindi spettava a me ricordare questa iniziativa molto importante e molto significativa. Nell'ambito del progetto vorrei anche ricordare che il 23 maggio nella località Balneari, che è Buona, la notte bianca del gusto, è un'altra iniziativa che qualifica il territorio di Portogruaro e collega le città balneari con l'entroterra e che si inserisce nel progetto a cui facevo riferimento prima. Devo anche ricordare al termine di questo mio breve discorso che anche la Regione Veneto, anzi essenzialmente la Regione Veneto, ci ha dato l'opportunità di realizzare questa iniziativa che è diventata ormai importante nel panorama degli eventi di Portogruaro. Grazie, speriamo di passare 3 giorni assieme, il tempo credo che questa volta ci aiuti e quindi vi auguriamo di passare delle buone giornate.